Oggi l'udienza di convalida del provvedimento di fermo disposto dalla Procura di Agrigento. Maxi incendio, trovato morto un pensionato agrigentino di 77 anni, rissa a Raffadali, un giovane trasferito con l'ambulanza in ospedale. I sindacati proclamano lo stato di agitazione, oggi protesta dei dipendenti dell'ASP. Eccellenze agrigentine, scelti i nomi dei vincitori dell'edizione 2021. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo dell'inchiesta a Waterloo perché oggi è il giorno dell'udienza di convalida del provvedimento di fermo disposto dalla Procura di Agrigento nell'ambito appunto della maxi inchiesta su Girgenti Acque. 6 degli 8 indagati in carcere ad Agrigento davanti al GIP del Tribunale Francesco Provenzano che decide sui fermi e su eventuali misure cautelari da applicare. Si tratta di Marco Campione, presidente di Girgenti Acque, che ha nominato quale difensore di fiducia l'ex PM di Palermo Antonio Ingroia, Pietro Arnone, presidente di Idrotecne, Calogero Patti, dipendente di Girgenti Acque, Angelo Piero Cutaia, direttore amministrativo di Girgenti Acque, Gian Domenico Ponzo, direttore generale, Calogero Sala, direttore tecnico e produzione Girgenti Acque. Gli altri 2 indagati ristretti in un'altra casa circondariale sono Francesco Barrovecchio, responsabile tecnico Idrotecne, e Igino Della Valle, membro del Consiglio di amministrazione, fermato a Taranto, sentito da un altro giudice delegato. E tra le accuse gli inquirenti mettono nero su bianco quella che viene definita un'eclatante frode da cui scaturisce un gravissimo danno ambientale che la stessa Girgenti Acque ha cagionato nel territorio in cui ha operato la provincia di Agrigento: salute pubblica a rischio, depurazione assente e contaminazione del mare. Il nostro direttore Arturo Cantella. Tra i capi di imputazione relativa all'indagine denominata Waterloo portata avanti dalla Procura di Agrigento, che ha visto l'arresto di Marco Campione e del suo staff, c'è quella relativa alla problematica della depurazione. Girgenti Acque non depurava affatto nei suoi impianti in gestione i reflui, anzi allorquando entravano depurati ne uscivano ancora più sporchi di prima. Una tematica notevolmente attenzionata anche dai carabinieri del NOE, che ha avuto modo di accertare che le norme in materia venivano sistematicamente violate e alla luce del sole, così come ha dichiarato anche il sostituto procuratore Vella nel corso della conferenza stampa. E la tragedia della gestione della depurazione, su cui meritorio è stato il lavoro del NOE, che è andato in contrasto anche con tutta una serie di accertamenti pubblici che accertamenti reali non erano. Infatti dicevo, compiacenze anche nei controlli gravi. Questo della depurazione è un elemento che è il core business, diciamo, del Girgenti Acque, che va assolutamente sottolineato. Probabilmente questa è una delle pochissime indagini, non so quanto, in cui si è accertato la gravità reiterata di queste condotte per quello che riguarda l'ambiente. In genere le indagini sull'ambiente riguardano i rifiuti, qua è la depurazione che in maniera sistematica veniva elusa. Perché? Perché se l'acqua ai cittadini devi comunque fornirla anche a distanza di 5-10 giorni, perché sennò senza l'acqua salta il sistema. Sulla depurazione il concetto era diverso, perché se non si depura se ne possono accorgere gli organi pubblici che controllano. Se gli organi pubblici che controllano non controllano, cosa ci rendiamo conto? Che abbiamo riserve regionali bellissime nella costa argentina che sono con divieto di balneazione. Perché? Perché non depuravano. Quindi non smaltivano fanghi, abbiamo situazioni di reflui che dagli abitati entravano nel depuratore e che uscivano più inquinati. Com'è possibile? È possibile perché se lasci dentro i fanghi di depurazione, in realtà quel depuratore che dovrebbe depurare inquina. Ma diciamo anche che quando i depuratori sono stati affidati a degli amministratori giudiziari hanno funzionato. Hanno incredibilmente cominciato a produrre fanghi. Perché depuravano, mentre prima non depuravano. Perché prima non depuravano. Com'è possibile fare tutto questo in una provincia come quella di Agrigento? Cioè farlo sostanzialmente alla luce del sole. Lo si può fare perché Marco Campione è ben consapevole della visibilità del suo operato, aveva necessità di coperture e di ausili che dovevano necessariamente coinvolgere le istituzioni e anche la stampa. Perché devi in qualche modo silenziare, sottovalutare e
coprire attività che sarebbero se no evidenti. E la nostra difficoltà investigativa è stata legata, devo dire, inizialmente soprattutto a questo, non soltanto dalla complessità dei termini, dei temi trattati, ma abbiamo avuto reparti specializzati sia della Guardia di Finanza che dei Carabinieri e in ultimo l'importantissimo contributo della DIA per quello che riguarda gli aspetti finanziari, quindi insomma quella che in materia nostra è l'ausilio anche dei consulenti tecnici, ma la difficoltà iniziale era creare una squadra blindata che non facesse venire fuori le notizie e che riuscisse a lavorare seriamente su questi fatti, perché insomma è già venuto fuori tra i soggetti coinvolti vi sono anche appartenenti alle istituzioni e alle forze di polizia che avevano creato una sorta di cordone a tutela delle attività di Marco Campione e da questi soggetti ci siamo in qualche modo anche noi dovuti bonificare con tutte le difficoltà concrete. Devo dire che la squadra iniziale, soprattutto del reparto operativo dei Carabinieri, guidata dal maresciallo Calafato, insomma, che non vedrete qui, e quella della Guardia di Finanza sono stati da questo punto di vista impeccabili e quindi siamo riusciti a lavorare con una certa serenità dopo le prime difficoltà iniziali. Maxi incendio di Serpaglia a Montaperto, trovato il cadavere di un 77enne e la carcassa di un'auto incenerita. A perdere la vita in contrada a Pozzogrande è stato il pensionato agrigentino Antonino Mantisi. Il corpo è stato ritrovato dai vigili del fuoco che nei pressi della più nota contrada Borsellino erano intervenuti proprio per la segnalazione di un incendio di sterpaglie e mentre i pompieri erano sul posto ancora prima di trovare il cadavere hanno sentito la deflagrazione di una bombola di gas. Sul posto in contrada Pozzogrande sono subito sopraggiunti oltre ai funzionari dei pompieri anche le pattuglie della sezione volanti della questura e un'autoambulanza del 118. Per il 77enne purtroppo non c'è stato nulla da fare, i sanitari non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Fra la casa di campagna e l'appezzamento di terreno è stata trovata anche un'autovettura completamente incenerita. Sul posto è arrivata anche la polizia scientifica che proverà a fare chiarezza su cosa sia effettivamente accaduto. L'ipotesi è che l'anziano abbia provato a domare l'incendio e poi sia stato colto da un improvviso malore. Segnalano una rissa in piazza e quando i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Agrigento insieme ai militari della stazione di Raffadali giungono sul posto trovano solo un giovane ferito. Gli altri partecipanti alla rissa si erano già dati alla fuga. Il ragazzo è stato trasferito con l'ambulanza del 118 al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. I militari dell'Arma hanno avviato le indagini, setacciato le zone circostanti alla piazza e ascoltato alcune testimonianze. Sono stati cercati eventuali altri coinvolti nella rissa, ma nessuno al momento è stato trovato. I militari dell'Arma nelle prossime ore sentiranno il giovane rimasto ferito per provare a fare chiarezza su quanto accaduto. I sindacati proclamano lo stato di agitazione ed organizzano un sit-in di protesta davanti alla direzione generale dell'ASP di Agrigento al Viale della Vittoria. Arturo Cantella. Parliamo di questa manifestazione che oggi i lavoratori della sanità stanno facendo qui davanti alla sede della direzione generale dell'ASP di Agrigento. Ecco, quali sono le tematiche che voi chiedete, cosa chiedete alla direzione generale dell'ASP? Noi stiamo sollecitando l'azienda sanitaria per tutta una serie di tematiche legate ai pagamenti principalmente dello straordinario e delle prestazioni aggiuntive per le attività svolte sia Covid che non Covid, nonché anche dei bonus, quelli previsti. La Regione dice che doveva dare le risorse che dovevano soddisfare il pagamento di questi lavoratori, però ci rendiamo conto che le risorse sono insufficienti e pertanto dobbiamo noi chiedere anche alla Regione un rimpinguamento delle risorse. Abbiamo richiesto nel corso del tempo diversi incontri all'amministrazione per anche risolvere altre problematiche come quelle legate alla mobilità interna, cioè i trasferimenti interni, perché con le nuove assunzioni anche temporanee si sono occupati dei posti che poi alla fine potevano essere utilizzati per il personale a tempo indeterminato. È una battaglia che noi stiamo facendo da diverso tempo sulla mobilità, da circa un anno, non abbiamo risposte. Abbiamo chiesto al prefetto di un incontro per chiarire tutte queste problematiche. Speriamo che nel breve l'amministrazione ci comunichi e con le risorse che dovranno arrivare anche alla Regione soddisfare le esigenze. I lavoratori non possono più aspettare perché già da diverso tempo che aspettano, da un anno. Hanno detto che avrebbero premiato i lavoratori della sanità, non vediamo noi nessun premio da nessuno.
Ecco, oggi manifestate qui davanti l'ASP di Agrigento per delle criticità. Sì, le criticità sono dei problemi che abbiamo ampiamente rappresentato ormai da diverso tempo a questa amministrazione. Il management di questa azienda con la direzione strategica ha dato sempre massima disponibilità al dialogo, al colloquio, ma purtroppo per ragioni che ancora non comprendiamo, forse per qualche anello della catena nella amministrazione, qualcosa si è interrotto e ad oggi tutto il personale operante per il servizio della pandemia, a fronteggiare la pandemia già dall'anno scorso ad oggi, non ha ricevuto alcun ristoro, a partire dal premio, il famoso premio Covid che era stato promesso a tutti i sanitari, alle prestazioni aggiuntive che tutto il personale ha dovuto fare per sobbarcarsi turni anche di 18 ore. Questo è ovvio, è sempre stato il problema della carenza del personale è sempre stato caricato sul personale, che non si è mai tirato indietro, ma ad oggi noi organizzazioni sindacali purtroppo siamo costretti a scendere in piazza e a rappresentare questo problema oggi con questo sit-in. Stiamo anche aspettando la convocazione del signor Prefetto perché andremo a rappresentare anche al signor Prefetto queste nostre lamentele. Tenga presente che tutto il personale che ha fronteggiato la pandemia, che a tutt'oggi garantisce il servizio di emergenza 118, non ha ancora ricevuto nessun pagamento. Per cui per questo e ovviamente molti altri problemi siamo stati costretti e siamo costretti oggi ad essere qua in piazza. Anche quelli relativi che lavorano al Palacongressi? Quella è la campagna vaccinale ed è un problema che è sorto questo anche adesso, perché anche lì abbiamo un problema di fondi, stiamo cercando di capire quando sarà pagato e quando sarà pagato, perché lì c'è un accordo regionale che prevede il pagamento di 30 euro l'ora per il comparto e 60 per la dirigenza. Ad oggi purtroppo questo non è stato possibile, non riusciamo a capire il perché. Tutto il personale sta lavorando in questo momento sempre con la grande incognita se verrà pagato e quando verrà pagato. Il vostro è un sindacato autonomo che notevolmente ha contribuito anche alla causa relativamente a questa protesta di oggi? Sì, siamo uno degli artefici di questa protesta di oggi assieme a CGIL, Will e Nursind. Noi abbiamo raccolto le istanze dei lavoratori nel tempo con delle assemblee già fatte precedentemente e anche con delle riunioni in sede in cui i punti che abbiamo messo nell'avvertenza di oggi sono diversi, che vanno dalla carenza di personale alla mancata liquidazione di compensi spettanti e mancati atti deliberativi che ancora si protraggono nel tempo. Sulla carenza di personale vorrei ricordare che ad oggi a questa amministrazione sono stati banditi degli avvisi per sopperire alle carenze dei LEA su vari fronti, dagli infermieri agli OSS agli ausiliari specializzati, però ancora oggi tutto sembra fermo. Già sono passati circa 3 mesi da quel bando, non abbiamo avuto nessuna risposta. Allora, brevemente, anche voi avete sostenuto questa manifestazione per i lavoratori che non ricevono i salari da diverso tempo? I lavoratori non ricevono la liquidazione di alcune prestazioni effettuate come campagna vaccinale e come ristoro da parte della Regione sia a livello nazionale che regionale. Noi chiediamo che questa liquidazione venga effettuata più presto e venga effettuata pure la mobilità interna che il personale aspetta da 2 anni. L'azienda sanitaria provinciale di Agrigento è alla ricerca di medici da assegnare al servizio di guardia medica turistica e ripropone un nuovo avviso urgente con scadenza fissata a domenica prossima 27 giugno. Ogni incarico sarà assolto in uno dei presidi ASP presenti in diverse località marittime e balneari della provincia: San Leone ad Agrigento, Porto Empedocle, Menfi, Seccagrande a Ribera, Eraclamino, a
Cattolica Eraclea, Marina di Palma, Palma di Montechiaro e Mollarella a Licata. Gli interessati potranno consultare avviso e modulistica per partecipare sul sito istituzionale dell'ASP. Le domande di partecipazione dovranno pervenire esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo assistenza.sanitariabase@pec.asp.ag.it. Tesoro da 10 milioni che comprende anche il pacchetto azionario dell'attuale Liberty Lines, la società che gestisce gli aliscafi per i collegamenti con le isole, restituito all'armatore ed ex patron del Trapani Calcio Vittorio Morace. C'è il servizio. Non sarebbero il provento di alcun accordo corruttivo, beni per oltre 10 milioni di euro tornano quindi agli armatori Vittorio detto Re Morace. Lo ha deciso la sezione misure di prevenzione del Tribunale che ha accolto le tesi degli avvocati Sergio Monaco, Alfonso Furgiuele, Giovanni Di Benedetto, Lorenzo Contrada e Fabrizio Biondo. Il patrimonio composto da disponibilità finanziarie, azioni della Liberty Lines, ma anche fabbricati, terreni e una macchina era stato infatti bloccato nell'ambito dell'inchiesta denominata Mare Nostrum di maggio del 2017. Secondo la procura i Morace avrebbero ottenuto dalla regione, in particolare dall'allora dirigente dell'assessorato regionale trasporti Salvatrice Severino, un bando su misura per potersi aggiudicare il servizio di trasporto marittimo a discapito delle altre compagnie. Per l'accusa gli armatori avrebbero intascato 10 milioni e 108.444,65 euro a titolo di compensazioni percorse, in realtà mai effettuate per cause di forza maggiore. E questo sarebbe stato possibile perché la dirigente, in cambio di regali e anche dell'assunzione della figlia della compagnia di navigazione, non avrebbe previsto nel contratto uno specifico meccanismo di recupero della parte delle somme relative a costi mai sostenuti. La difesa però è riuscita a dimostrare che intorno al 2008 in nessun contratto stipulato dalla Regione e dal Ministero dei Trasporti con altre compagnie marittime, SNAV, Traghetti delle Isole e così via, sarebbe stato previsto un simile meccanismo, ed è proprio questo elemento, scrivono i giudici, che non consente di affermare che Severino nell'esercizio della sua discrezionalità abbia omesso volutamente di prevedere meccanismi di recupero delle compensazioni per le corse omesse e non si sia piuttosto mossa nel solco di una prassi pur illegittima e censurabile, ma a quel tempo eseguita nella sostanziale totalità dei casi analoghi. Per questo il collegio presieduto da Raffaele Malizia è composto anche da Ettorina Contino e Vincenzo Liotta, come si apprende da Palermo Today, ha respinto tutte le richieste del pubblico ministero, compresa quella di applicare una misura di sorveglianza personale. Ettore Morace è stato giudicato incapace di partecipare coscientemente al procedimento e i giudici si sono quindi concentrati sulla misura patrimoniale legata alla confisca dei beni che hanno rigettato. Il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, si ritrova sola in un'aula del Consiglio Comunale semideserta. All'ordine del giorno i bilanci degli anni passati. Vediamo. Oggi si tiene la seduta in seconda convocazione del Consiglio Comunale per la trattazione e l'approvazione del bilancio annualità 2016-2018. È un atto importantissimo per la città di Porto Empedocle perché comincia l'iter dell'effettivo risanamento della città, avendo chiesto il Ministero degli Interni entro 120 giorni l'approvazione di tutti i bilanci pregressi che sono fermi al 2015 per le note vicende. Direi che forse il Consiglio Comunale, questi sono le sedute di Consiglio Comunale più importanti in assoluto di questi 5 anni. Purtroppo si registra che ieri non si è avuto il numero legale perché erano presenti solo 5 consiglieri ed in particolare la Presidente Mari Luccaci, Filippazio Crizia, Sacco Concetta, Iacono
Giuseppe Scimè Alfonso, anche se poi tardivamente si erano presentati ma non si è potuta registrare la presenza il consigliere Cortelli, il consigliere Lattuca e il consigliere Bruno Gallo, però poiché la presenza era di 5 su 11 consiglieri, la seduta è stata rinviata ad oggi. Io faccio appello ai consiglieri, al loro senso di responsabilità, del resto già manifestato in altre occasioni, laddove hanno approvato quanto proposto dall'amministrazione, gli atti, a voler presenziare ed approvare questi bilanci, che sono atti dovuti, poiché la mancata approvazione di questi bilanci determinerebbe il commissariamento non del sindaco, del consiglio comunale, e fra l'altro il ritardo o la mancanza di questi bilanci mette in grave difficoltà la cittadinanza, la possibilità di erogare servizi, davvero ci fa rimanere in una condizione di stallo rispetto ad altre città. Non fanno il favore da Carmina, fanno il bene di Porto Empedocle. C'è anche legata a questa la possibilità della stabilizzazione dei precari che stanno andando in pensione, persone che da 30 anni lavorano in questa ente senza avere la stabilità del posto di lavoro, che è un atto dovuto, lo riconosce anche l'Unione Europea. Ma ribadisco, è l'atto di cui questo Consiglio dovrebbe andare fiero. Siamo riusciti ad arrivare a questo punto. Non vorrei che per becere manovre elettorali, per motivi futili, non si pervenga a questa approvazione. Noi abbiamo avuto un Consiglio molto partecipato su interrogazioni, che magari sembrano a volte che si tratti di propaganda elettorale, e poi si manca nei consigli che davvero sono essenziali per la vita della città, non del sindaco da Carmina. Approvando questi bilanci, chiunque amministri questa città d'ora in poi, e i cittadini saranno amministrati in modo più adeguato e dignitoso con riguardo ai loro diritti essenziali. Quindi io faccio appello ai consiglieri ad essere presenti oggi e spero che tutto si risolva per il bene di questa città e per il meglio. Sindaci e comitato per l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia scendono di nuovo in piazza. Ieri mattina una rappresentanza ha presidiato lo spazio antistante Palazzo d'Orlean per rivendicare il diritto di cittadinanza e la celere definizione del percorso legislativo istituito dalle zone franche montane in Sicilia. La delegazione, ricevuta dall'assessore agli enti locali Marco Zambuto, ha consegnato una lettera aperta indirizzata al presidente Musumeci e ha ottenuto un incontro fissato per martedì prossimo con l'assessore regionale per le attività produttive Mimmo Turano, a cui compete la perimetrazione delle zone franche montane. Abbiamo apprezzato la disponibilità dell'assessore Zambuto, delegato dal presidente Musumeci, ad ascoltare le ragioni della delegazione e altresì quanto dichiarato ai media, ovvero l'assunzione di tutte le iniziative di competenza affinché si possa giungere nel più breve termine possibile all'attivazione delle zone franche montane in Sicilia, dichiara Vincenzo Lapunzina, presidente dell'associazione Zone Franche Montane Sicilia. 133 comuni, 133 comunità, il comitato promotore impegnati in una battaglia di civiltà per rivendicare il diritto di risiedere nelle terre alte di Sicilia. La Commissione Finanza e Tesoro del Senato ha deliberato di dare priorità al disegno di legge che è approvato all'unanimità dall'Assemblea regionale siciliana il 17 dicembre. Il governo Musumeci assumerà tutte le iniziative di sua competenza affinché si possa giungere nel più breve termine possibile all'attivazione delle zone franche montane in Sicilia. Questa è la rassicurazione data dall'assessore regionale alle autonomie locali Marco Zambuto alla delegazione di primi cittadini e rappresentanti dei 133 comuni siciliani delle aree interne dell'isola interessati all'adozione del provvedimento. L'incontro richiesto dai rappresentanti delle
Comunità delle Terre Alte di Sicilia. Si è tenuto nella sede della Presidenza della Regione Siciliana, Palazzo Orléans, Palermo. Siamo al fianco di chi vive nelle aree montane dell'isola, aggiunge Zambuto, e abbiamo rassicurato i sindaci di avere a cuore l'istituzione delle zone franche montane. Dall'approvazione della legge risalente al dicembre del 2019 ad oggi, la Regione Siciliana non ha però ancora completato la procedura per attivare la norma, che avrebbe anche positivi risvolti in termini di fiscalità di vantaggio per i comuni interessati. Il governo Musumeci concluda l'iter in tempi brevi. Così la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Roberta Schillaci, l'esponente del movimento, con una interrogazione incalza infatti il governo regionale a portare avanti le procedure per l'attivazione delle zone franche montane di Sicilia. Ogni giorno che passa la situazione socio-economica di questi comuni e dei circa 500.000 abitanti coinvolti si fa sempre più grave, continua ancora Schillaci, anche a seguito della pandemia che ha lasciato sfibrate economicamente le nostre comunità. Dato che questa legge prevede anche una fiscalità di vantaggio per questi comuni, la sua attivazione diventa indispensabile. Da parte della Regione però emerge un disinteresse palese, continua ancora Schillaci, dato che la questione non risulta essere stata presentata alla Commissione paritetica Stato-Regione, che si è tenuta il 17 giugno scorso all'Aras, così come non risulta concluso il processo di perimetrazione delle zone franche montane in Sicilia. Musumeci e la sua giunta ascoltino questi sindaci e completino l'iter per l'applicazione di questa importante legge. Zambuto però sembra rassicurare, soprattutto per quanto concerne la prossima definizione della limitazione delle aree interessate. A Termini Imerese nasce il polo Meccatronica Valley, oltre 4.000 metri quadrati di superficie, 12 laboratori, spazi coworking, uffici amministrativi e di rappresentanza. Si insedieranno 31 imprese, tra cui 12 start-up e 5 aziende del nord Italia provenienti da Lombardia, Toscana, Trentino, Alto Adige. Vediamo. Questa di oggi è davvero la prima tappa di una sfida che può portare ad una realtà diversa, non solo per le start-up, e quindi significa per i giovani che hanno autostima e che credono nell'autoimprenditorialità, ma anche per eventuali investitori stranieri che volessero decidere di investire in questa importante area, vicino a una città metropolitana, attraversato dall'autostrada, attraversato dalla ferrovia, con un porto suscettibile di ampliamento. Credo che più di questo non si possa chiedere ad un'area per lo sviluppo industriale. Anche davanti alla pandemia non ci siamo fermati. La Regione ci è stata sempre vicina con interventi importanti, legislativi e finanziari. L'ho citato, i fondi della programmazione 2007-2014, i fondi IRFIS, la prossima programmazione europea 2020-2027. Quello che è importante è non solo le scelte decisive degli imprenditori, ma anche delle istituzioni. L'investimento in un territorio come quello di Termini Imerese non ha prezzo in prospettiva. Secondo me e secondo Invitalia è una sfida già vinta, è sicuramente una cosa su cui scommettere con un'ottica di futuro già acquisita, lasciatemi dire. Eccellenze agrigentine che riceveranno il premio Carchinos, giunto alla quinta edizione, ideato da Carmelo Cantone. Scopriamo chi sono nel servizio. Oggi si presenta l'edizione Carchinos, il premio 2021, che si svolgerà al Tempio di Giunone il 10 luglio. Ecco, ci anticipi qualcosa, dottore Cantone? Ma il primo lustro, la quinta edizione, quindi qualcosa di emozionante. Poi quest'anno come prima grossa novità c'è che non viene fatta nel periodo invernale, noi le facciamo sempre il sabato prima di Natale, quest'anno lo facciamo in piena estate, il 10 luglio alla Valle dei Tempi, quindi uno scenario particolare per delle eccellenze straordinarie che anche quest'anno veramente danno lustro, portano lustro al nome di Agrigento. Un lavoro difficile condotto per mesi con una giuria di qualità, con le segnalazioni di
di varie associazioni, personaggi pubblici e non, insomma uno spaccato della società civile che segnala e premia e identifica chi sono gli 8 premiati di quest'anno. E poi infine il premio dei premi, il premio speciale, che è quello che diciamo in persona più di tutti, identifica più di tutti l'essenza di Agrigento che ce la fa. Il 10 luglio si rinnova l'appuntamento dopo il Covid dei Carchinos 2021, ecco, se magari ci anticipi i nomi dei premiati in modo che sappiamo a chi andrà anche il premio speciale. Okay. Quest'anno la giuria di qualità ha scelto dei nomi veramente di altissima eccellenza che si sono distinti a livello internazionale. Tra questi per lo sport hanno scelto il Gabriele Di Trapani del team Luna Rossa, per quanto riguarda il cinema Leandro Picarella, per la medicina Giovanni Alongi, per la musica Fausto Savatteri, per l'imprenditoria Massimiliano Lumia, per il giornalismo Carmelo Sardo, per l'arte Salvatore Rizzuti, per la legalità Marcello Viola e il premio speciale andrà al dottore Filippo Dispenza, al prefetto Filippo Dispensa. Quest'anno la giuria di qualità ha fatto un grandissimo lavoro perché tra l'altro le proposte erano veramente tante e difficili da scegliere perché tutte di altissima qualità. Il premio sta crescendo in maniera esponenziale, sta avendo sempre più successo e sempre più candidature riusciamo a trovare. Questo dimostra che Agrigento è un'eccellenza ricca di eccellenza, ecco, passatemi questo termine. Anche il premio Carchinos al Tempio di Giunone, edizione 2021, qui alla Valle dei Templi. Sì, siamo lieti di ospitare questa manifestazione che premia le eccellenze di questo territorio e che mirano soprattutto allo sviluppo di quest'area e noi ne siamo lusingati e onorati di partecipare e di offrire la nostra location e siamo convinti che tutto questo contribuisca a quella crescita anche culturale di questo territorio meraviglioso. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Baraccopoli a Messina, ancora disagi per gli abitanti. Vediamo. È veramente uno schiaffo alla miseria dover entrare qui nel deposito del comune, che è uno scantinato, sono dei sotterranei peraltro non idonei a poter fare da deposito per cibi e bevande, in questo caso bevande come l'acqua, che hanno una scadenza settembre 2021, quindi tra 2 mesi scadrà quest'acqua e ancora non è stata consegnata alle persone a cui si era promesso di consegnarla. In parte mi dicono che è stata consegnata, ho avuto un'interlocuzione col presidente Scuria della Risme, il quale mi ha detto che aspettavano l'esercito. Ora voi mi dovete dire se è normale che un comune che ha 500 dipendenti assunti nella Social City, non me ne vogliono i dipendenti della Social City, debbano, va bene, per distribuire quest'acqua donata dalla Fontalba, utilizzare l'esercito che in questo momento è impegnato con i tamponi e con le vaccinazioni nei vari hub. Ma dico, ma è una cosa normale che noi abbiamo assunto 500 dipendenti della Messina Social City, va bene? Gente che avrebbe voluto fare il concorso pubblico e che purtroppo nonostante le qualifiche non ha potuto presentare nemmeno la domanda perché si è scelto di far transitare quelli che hanno sempre lavorato nelle cooperative che il sindaco criticava, va bene? E ora ci ritroviamo qui con cataste di acqua abbandonate qui dentro al loro destino con scadenza settembre. A me questa cosa mi fa incazzare perché l'acqua è un bene prezioso, è una questione morale, non è il valore economico chiaramente delle cassette d'acqua messe lì uno sopra l'altro, è il valore morale di questa vicenda, non va bene, non va bene. Alcuni mi dicono, ah ma allora te la prendi col sindaco, e chi me la devo prendere con quello che è passato? Se lui su Facebook dice delle cose, le deve portare a termine, deve controllare, va bene, i suoi nominati, va bene, le sue partecipate, quello che fanno, quello che non fanno. Perché se il primo a farsi prendere per il culo è lui, io non ci sto. E quindi da consigliere denuncio questa situazione immorale e pietosa sotto tutti i punti di vista. Al Carali Fusi gli abitanti raccontano l'antica festa del Muzzuni. Vediamo.
Allora era diverso, perché si cantava e strada si faceva in tanto paese e c'era tutta l'allegria di cantare una, diciamo, a chianota. Faceva ince e ci dava bottiglie, ci dava una bibita di suonature e con due bicchieri di vino restavano tutta la notte cantando. A livello pratico è una brocca in ceramica allestita con del grano, dei garofani e della lavanda. In più viene adornata appunto è stato adornato con questo foulard molto antico che risale comunque ai primi anni del Novecento. È un rito propiziatorio, quindi è un inno alla vita, alla ricchezza, all'abbondanza. È una festa a cui noi tutti alcaresi siamo molto, molto cari. L'ho voluto preparare per non perdere la tradizione e siamo qua. Cosa rappresenta per lei questa festa? Questa era una cosa bellissima, una tradizione che speriamo che non si perda. È la festa più antica d'Italia, che è riconosciuta in tutti i posti, anche nel mondo. Automaticamente è una festa che coincide col solstizio d'estate, il 21 di giugno, che poi il 24 di giugno è stata spostata con la festa San Giovanni, nel senso c'è il rito pagano che poi si combacia col rito religioso, che è quello di San Giovanni Battista con la testa mozzata. Quindi la brocca del 24 giugno è mozzata e rappresenta anche questa festa religiosa di San Giovanni Battista, che viene messa con un foulard qualsiasi del quartiere e poi adornata di oro del quartiere, e poi la festa in se stesso nel quartiere veniva fatta dalla gente, chi produceva, aveva un maiale qualcosa e quindi faceva salame, altre cose, chi faceva il pane e chi faceva le olive, quindi mescolavano tutte queste cose e li portavano avanti. Svolti nel pomeriggio di ieri a Trapani, in forma laica presso Villa Pepoli, i funerali dell'indimenticato Salvatore Costanza. Vicino a lui la moglie Laura, il figlio Federico e il nipote Cristiano. Costanza è stato un apprezzato storico sia in Sicilia che in molte università europee. Giornalista, occhio attento ai processi socio-economici della città di Trapani e dell'intero trapanese. 91 anni, era nato il 12 luglio del 1930 a Castelvetrano, città dalla quale il 15 luglio dello scorso anno, presso il locale Teatro Selinus, ricevette la cittadinanza onoraria dalle mani del primo cittadino Enzo Alfano. Esponente della prestigiosissima area degli studiosi della storia moderna, risorgimentale e post-unitaria della Sicilia, ha contribuito, continua il testo pergamenato consegnatogli, con competenza e autorevolezza, alla ricostruzione e all'analisi di una stagione cruciale dell'isola, uscita dalla plurisecolare dominazione spagnola per intraprendere il percorso maestro dello Stato unitario. Ebbi modo di intervistarlo e a tal uopo le immagini che scorrono di fondo parlano chiaro in occasione del suo ultimo libro L'Italia rovesciata, ovvero una biografia politica dedicata a Nunzio Nasi, l'ex ministro trapanese delle poste e della pubblica istruzione, vittima politica di un Giolitti del tempo. Un grande siciliano, Salvatore Costanza, ricordato anche per avere diretto la redazione trapanese del quotidiano L'Ora. Una vita dedicata al giornalismo, allo studio, alla ricerca sul movimento contadino siciliano e alla passione di impegno civile e politico per Trapani e la Sicilia. Costanza da tempo soffriva di una malattia infausta. Preziosissime le sue ricerche per consentire di dare un'identità ad una città, una comunità, inserendola all'interno del dibattito storiografico sull'identità dell'isola in rapporto a quello della nazione. Di Costanza si piange l'uomo, l'amico e altro ancora, ringraziandolo per gli esempi che ci ha lasciato e per i frutti della sua vasta, nonché raffinata cultura. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.